Il Veneto ha un piede in zona gialla e dalla settimana prossima cambieranno molte cose, con riaperture e allentamenti delle restrizioni attualmente in vigore. Di fatto poi con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema e teatri e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo. Il pacchetto di riaperture previsto dal governo già dal 26 di aprile lascia perplesse le regioni che avevano proposto altri provvedimenti per un ritorno alla normalità più rapido e incisivo. Noi come regioni abbiamo fatto delle linee guida, ma non fatte con la casacca politica, le hanno fatte i nostri direttori del servizio di prevenzione, cioè coloro che tutti i giorni lavorano con questi temi. Hanno trovato delle soluzioni. Ad esempio non neghiamo che per i ristoranti, vi dico cosa prevedono le linee guida, prevedono l'apertura pranzo e cena con le linee guida, col distanziamento canonico e anche in zona rossa aumentando il distanziamento tra tavoli, portandolo fino ai 2 metri. Il governatore auspica che il Premier faccia un passo indietro, dando maggiore ascolto alle regioni. Spero vivamente che il Presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier e ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma, un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no?